Siamo e ben ritrovati con una mela al giorno, la trasmissione radiofonica sulla sanità. Io sono Simone Girardina, a mio fianco per mia e per vostra fortuna c'è sempre Luciano Bresciani. Ciao Luciano. Ciao, che manda tanti saluti a tutti coloro che ci ascoltano e tanti auguri per il futuro, visto che ce n'è bisogno. Avete sentito un rumorino? Chi ci guarda in streaming mi vede perché vedo un bel pallone da basket. Tu hai una palla da basket nera e verde. Nera e verde. Verde sta sempre bene perché è dei Boston Celtics. L'avevo in macchina e ho detto me la porto dietro, sai perché Luciano? Sì. Perché ho detto comunque lo sport fa bene alla salute. Certo. Men sano in corpore sano, giusto? Sì. Quindi facciamo un po' di sponsorizziamo uno sport di squadra che è bello, che ti insegna a saper vincere e perdere, ad avere il rispetto dell'avversario. È divertente. Che c'è una politica di squadra. È ancora uno sport non c'è ancora una politica oligarchica, fino a quando non nomineranno degli arbitri che siano come dire. Gli arbitri cornuti ci sono sempre. Come altri arbitri che abbiamo nel nostro paese, che siano, capisci, irresponsabili illimitatamente. Per un buon tiro. Sarà la politica del futuro, la irresponsabilità illimitata e il concetto oligarchico del governo, dove la maggioranza governa perché la minoranza ha paura che succedano dei pasticci. I pasticci succedono così, perché stiamo dissolvendo il paese in modo irreversibile. A spicchi, sai perché si dice come a spicchi, il gelato al sole. Il gelato al sole. Sai perché si dice palla a spicchi? Perché è fatto a spicchi, nel senso, quindi quando si dice di pallacanestro. Comunque, palloni a parte, balle a parte, tempi e sport buoni, a parte. Bei tempi, fuori c'è il sole. Intanto diciamo che dopo la pubblicità, quindi dopo le 13.30, come promesso, avremo in diretta con noi il dottor Adriano Radaelli, dermatologo. Parleremo con lui di neoplasie della pelle, quindi tumore, cancro. Dopo le 13.30, quindi prenotatevi. Il numero per intervenire con in diretta lo conoscete bene, che è lo 02 screening e tutte quelle 66203529, ve lo ripeto, 0266 con i soldi di Renzi naturalmente, visti che ce li stanno portando via tutti alla sanità, ecco. Pianino, no? Adesso ci sono previsioni anche di togliere un pacco di miliardi che sarebbero inutili prestazioni. Capisci, si dice appropriatezza, che sullo Zingarelli si può leggere solo cos'è l'appropriatezza, cioè filosofia, hai capito? C'è una barzelletta sullo Zingarelli, ma la evito. La cura giusta nel momento giusto, l'ho sentita da tanti anni, ma in effetti nessuno ha fatto le regole, hai capito, dei costi appropriati. Dei finanziamenti appropriati, perché i costi standard e i finanziamenti appropriati dei costi standard non sono mai stati fatti, perché non vanno bene. E quindi l'inappropriatezza sarà un'inappropriatezza prevalentemente lombarda, piemontese, veneta, friulana, magari anche dell'Emilia Romagna se fa un po' la birichina e fa troppe amicizie con il confine lombardo, e tutti gli altri saranno appropriatissimi, tant'è vero che vengono a farsi curare qui perché là non hanno ancora lo spazio per le cure. Allora, io ho visto che devo salutare sempre degli amici che mi chiedono ricordami il radio, intanto vabbè, con noi, non so se lo vedete in streaming, c'è Nicola che è un amico, intanto è un po' sulle retrovie, ma non so se lo vedono, comunque lo salutiamo. Devo salutare il bar Gamba di Bergamo, e poi un'altra cosa importante, che ci aiuta a stare in piedi, a comunicare con la radio, che fa buoni, i cappuccini sono buoni, fa buoni i cappuccini. La mattina a colazione la colazione è importante, no? Avevamo parlato comunque prima dell'estate, dall'alimentazione e salute, non solo sport. Lo so. Comunque ridò il numero per intervenire con noi in diretta, perché dopo le 13.30, dopo la pausa pubblicitaria, sarà con noi Adriano Radaelli. 0266203529, 0266203529. Però purtroppo bisogna parlare anche di cose non tanto piacevoli, che sono la discussione ancora in corso a Roma sui tagli alla sanità, sul Fondo Sanitario Nazionale. Erano necessari 112 miliardi, secondo per ora il patto siamo a 111 della salute, siamo a 111, forse si arriverà a 111,5, ma non saranno sufficienti. Mi è stato detto che toglieranno, il ministro ha detto chiaramente che si spenderanno 13 miliardi,5 di meno, perché con l'appropriatezza che lui ha imparato al liceo, ovviamente si riesce a risolvere i problemi della sanità. Nel frattempo non ci nascondiamo. Soldi, tagli la funzione, non dai il kerosene, non dai il carburante ai vigili, non dai i vestiti alla polizia, e lo Stato fa pari di bilancio, hai capito? Le funzioni sono tagliate, i cittadini quando se ne accorgeranno ribalteranno il calderone, perché io non riesco a capire come si possa tollerare di essere ipertassati, i più tassati d'Europa, e avere continui tagli sui finanziamenti
per il sociale, i finanziamenti per i servizi di sicurezza, hai capito? E invece continuiamo ad arricchire una manica di baggiani, che sono quelli che poi danno i voti alla minoranza che governa in maggioranza con la minoranza che costituisce la maggioranza della minoranza. Cioè, capito? Un casino, mai eletti, Luciano, ma governano, una domanda. fanno le leggi e passano, perché altrimenti c'è il ricatto. Andate tutti a casa e quelli che vanno a casa sanno che fanno fatica poi a tornare indietro a riprendersi la poltrona. Tutti conniventi, capisci, in questo sistema. Mentre abbraccio il mio pallone, eccetto qualcuno che brontola, però brontolare e non poter attuare dei progetti e non poter far adottare dei progetti perché hai una minoranza e in quanto i voti non te ne hanno dati mica tanti, anche se te ne hanno dati in una misura che comunque ha salvato, diciamo, l'onore della Lega, però con questi voti e con questi numeri bassi non si riesce a fare quello che sono i progetti della Lega, e i progetti della Lega non verranno mai attuati. Luciano, il progetto principale della Lega si chiama federalismo. Adesso non perdiamoci dietro tante altre balle. Invece non perdiamoci dietro altre balle, la domanda te la devo fare, è d'obbligo, visto che non ci nascondiamo, fiscale? Non ci sia, partiamo da lì, dal titolo quinto, che vuol dire portare tutto al centro, il contrario. Ne parleremo anche con il nostro marcia medico. Fino al 2001. È chiaro che un accenno dobbiamo farlo al terremoto politico che ha dato uno scossone a Regione Lombardia. Tu, da ex assessore alla sanità, hai vissuto una fase comunque delicata legata a inchieste proprio in ambito sanitario. Costruttiva però. E volevo chiederti che impressione, che idea ti sei fatto di questa vicenda giudiziaria non ho cambiato le mie ha portato all'arresto, sapete, non ho cambiato le mie idee che avevo annunciato 3 anni fa, neanche col centralismo del governo, la reazione antifederalista con centralismo oligarchico, no? In pochi si governa il popolo cretino, no? Perché questo è il concetto che viene dalla Russia antica, no? Capito? Tu credi che sia un'inchiesta a orologeria, come qualcuno dice? No, io penso che sono un po'... Cioè, di dimostrare che la Regione Lombardia si fa una sanità... Sono sorpreso che questi magistrati bravissimi che noi abbiamo in Lombardia, adesso che hanno imparato bene quel meccanismo, non riescono ad andare un po' in Calabria a fare un po' il loro lavoro. Perché capisci, c'è solo la Lombardia che viene colpita a morte, e viene colpita a morte anche perché ci sono degli individui che... non fanno niente perché tutto questo sia prevenuto, capisci cosa voglio dire? Luciano, io devo farti anche una domanda che magari può essere scomoda, se non erano in discussione le qualità professionali di Mantovani, però tu, quando venne nominato assessore alla sanità, ti chiesi se era opportuno o meno farlo, visto che come imprenditore aveva comunque interessi in quell'ambito lì. Mi sono chiesto tante cose, capisci? Mi sono chiesto se l'allora magari non è stato all'inizio, visto che si parla di una vicenda giudiziaria che parte da lontano. Ecco, siccome a noi piace fare ovviamente strategia, eccetera, no? 3 anni fa noi abbiamo detto che la direzione era quella: abolizione del titolo quinto, portare tutti i soldi a Roma, gestire tutto da Roma, perché a Roma, capisci, bastano 4 uomini per fare poi gli inciuci con quelli che ti daranno i voti per vincere di nuovo le elezioni. Se invece tu disperdi il potere sulle province, allora sulle regioni e sulle province, allora ci vogliono molti uomini per fare il mondo del tangentizio della sanità. Torniamo indietro, torniamo prima del 2001, hai capito? Perché con questo titolo quinto, tanto lo fanno lo stesso, perché, hai capito, anche se sono in minoranza, col ricatto, se no andiamo tutti a casa, quegli altri che sono molto sono degli eroi, stanno su quelle poltrone perché devono difendere il cittadino che li ha votati, giustamente, capito? E in questa maniera qui il paese si dissolve, perché stanno dissolvendo tutto quello che è la costruzione per il federalismo e per un governo dato alle regioni, dato al popolo, e non dato a 4 persone che hanno come precetto, no? Una massoneria progressista e un governo oligarchico dominante, no? Non solo la massoneria, ovviamente, c'è la mafieria progressista, hai capito? Poi ci sono le altre potenze, ci sono le industrie progressiste, no? Che mangiano soldi e non li danno indietro, no? E poi ci sono anche
alcuni scandali dell'etica che abbiamo visto ieri lamentarsi Papa poveretto facendo le scuse, perché ne succede di tutti i colori da tutte le parti, quindi c'è una demoralizzazione. Demoralizzazione vuol dire che si toglie la morale, si toglie l'etica, e quando non hai più l'etica e la morale non hai più i bordi della strada. Luciano, diventa un deserto, ormai capisci? Tempo di pubblicità, però ecco, io da giornalista, visto che sono curioso, sono andato a leggermi le 210 pagine di ordinanza di custodia cautelare. Cittadino mi sono fatto qualche riflessione anch'io sulle tempistiche, sulla proporzione di un arresto dopo insomma, che è passato un po' di tempo, però i magistrati sono pagati per fare questo mestiere, faranno le loro riflessioni, tireranno le loro conclusioni, vedremo come andrà a finire. È chiaro che comunque adesso bisogna ripartire con slancio. Però diciamo una cosa che abbiamo detto molte volte. E mi spiace perché l'immagine che si dà è di una sanità in Lombardia che è per forza corrotta, che non funziona, invece è una buona sanità. È una sanità che dà invidia e che bisogna distruggere. E intanto così qualcuno, lo dico da cittadino magari... L'invidia non è uno dei peccati... dei grandi peccati mortali. L'invidia è quella che sta governando il paese. E così intanto la riforma del Senato è passata e nessuno se ne è reso conto, e Marino è stato già dimenticato. Pubblicità, e poi sarà con noi Adriano Radaelli, il dermatologo, e parleremo di tumori. Volevo dire una cosa, se mi è concessa. Ricordiamoci una cosa, innocente fino a prova contraria. Certo. La notte di RPL diventa magica. Percorsi nella memoria. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Simone Girardini al mio fianco, per vostra fortuna c'è sempre Luciano Bresciani, in diretta c'è con noi il dottor Adriano Radaelli. Buongiorno dottore, come sta? Buongiorno a tutti voi
e a tutti i vostri ascoltatori. E grazie per la cortesia, so che sta lavorando, che ci dedica questi 20 minuti. Come le anticipavo prima fuori dai microfoni durante la pubblicità, oggi volevamo parlare, come promesso settimana scorsa, di tumori della pelle e parto io con la mia domanda a chiederle, visto che ci sono numeri allarmanti, dati sui tumori della pelle in aumento, in diffusione, volevo chiederle quando è che bisogna preoccuparsi e fare una visita dal dermatologo e soprattutto quali sono le persone più a rischio. Ecco. Ciao Adriano. Ciao Luciano, la domanda che pone Simone è una domanda da $1 milione, direi, anche perché i tumori della pelle sono in aumento, sì, ma non tantissimo, diciamo che dobbiamo anche enfatizzare. Sono aumentati quando abbiamo scoperto che ci sono dei tumori della pelle che prima non conoscevamo, certo. Quindi abbiamo fatto una diagnosi più approfondita e quelli che prima non erano ritenuti tumori sappiamo che ci sono. E poi la distinzione più grossa che dobbiamo fare è tra i melanomi, quindi i tumori delle cellule colorate, quindi dei nevociti, dei melanociti, e i tumori cutanei non melanomi, che sono tutta un'altra categoria. Allora, il problema grosso è individuare il melanoma, perché come tutti gli ascoltatori sanno è uno tra i tumori più brutti, diciamo, in quanto ha una rapida progressione e quindi il rischio di metastasi e quindi di avere dei grossi, dei seri problemi è proprio legato alla tempistica con la quale noi facciamo la diagnosi. Per quello che riguarda viceversa i tumori non melanomi, che anche qui si distinguono in tumori diciamo buoni, tra virgolette, i basaliomi, e tumori un po' meno buoni, che sono gli spinaliomi, qui il discorso fondamentale è una prevenzione nei confronti di quelle che sono le abitudini comuni, ad esempio l'esposizione al sole piuttosto che a radiazioni. Anche per il melanoma l'esposizione al sole? Sì, ma non così importante, Luciano. Sai che hanno fatto dei grossi lavori dove si è visto che la stragrande maggioranza dei nei, ad esempio, sono distribuiti nelle zone alte del corpo, mentre l'ultima statistica australiana ci dice che i melanomi sono più diffusi nelle parti basse. Ecco, per cui l'influenza del sole è importante, ma non è fondamentale. Certo. Probabilmente nel sistema che governa il controllo della proliferazione c'entra la fotoesposizione, ma non è l'unica e sicuramente non è la principale di quelle che sono le possibili cause di un melanoma. Molto chiaro. Ti faccio una domanda che riguarda la Lombardia. Sì. Nell'ambito della diagnosi, che chiaramente deve essere precoce, soprattutto nell'ambito diciamo della patologia del melanoma, sì. Voi avete liste d'attesa, avete una lista distinta fra coloro che sono sospetti di avere una patologia da melanoma rispetto a quelli che possono aspettare un attimo la diagnostica più benigna. Come siete messi oggi in Lombardia? Allora, diciamo, tu che sei un uomo, scusa se lo dico perché gli ascoltatori magari non lo sanno, tu che sei un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla medicina ambulatoriale, direi di base, giusto? Certo. E quindi sei tu che dici com'è messa la questione dell'aspettanza diagnostica. Questo hai ragione, questa è stata sempre un po' una piccola carenza, nel senso che io parlo per quelle che sono le visite dermatologiche che vengono fatte come prevenzione o come controllo dei nei. Qui non c'è un vero e proprio canale preferenziale, nel senso che la richiesta del medico di famiglia è genericamente per una visita dermatologica, che può essere una dermatite piuttosto che effettivamente un controllo nei oppure un sospetto diagnostico peggiore. Mentre il medico sarebbe obbligato a dare il sospetto diagnostico, perché altrimenti non vedo come il ministro possa dire che poi ci sono degli esami inutili. L'alternativa è quella che il medico di famiglia metta il famoso bollino verde per la visita nell'arco dei 3 giorni. Esatto. Spesso, o se ha un sospetto vero e proprio, la mette, ma molto spesso vede che non la mette proprio per non forzare molto probabilmente le liste d'attesa da questo punto di vista. Ecco, bisognerebbe forse istituire un canale preferenziale proprio per quella che è la patologia da tumore cutaneo, che va differenziata dalle altre patologie cutanee. Cioè la patologia sospetta a rischio che il ritardo incida
sulla durata della vita della malattia. Esattamente. Esatto. Però noi queste cose le abbiamo fatte in Regione Lombardia, abbiamo fatto il limite dei 30, dei 60, dei 90 giorni, no? Adesso non si fa più. Questa non è mai stata applicata, perché sai che le vie del Signore sono infinite, come si dice, e molto spesso quelle delle liste d'attesa lo sono di più ancora. Certo. Per cui senz'altro questa sensibilizzazione va fatta, perché laddove occorre una diagnosi precoce, questa deve essere fatta in tempi precoci. Chiarissimo, come le neoplasie degli altri apparati, voglio dire. Ci devono essere le vie preferenziali. Rispetto ad altre ha un vantaggio, che è quella che vedi quello che c'è. Poi non è detto che lo interpreti bene, questo è un altro, il messaggio è questo. Però la prima cosa è vedere una lesione. E vedere una lesione ci vogliono 5 minuti, forse di meno. Sì. Dopodiché si fa tutto il resto. Dopo ti orienti. Certo. Ma se io dico A, B, C, D, E, cosa viene in mente? Che è la famosa... ABCDE viene in mente una specie di, chiamiamo così, acronimo se vogliamo, di classifica di quelli che sono gli stadi per osservare un neo. Quindi è una proiezione del rischio, diciamo. Esattamente, però anche qui dobbiamo intenderci che non è una cosa così semplice dire questo neo ha A, B, C, D e D. No, ma per Roma è semplicissimo, vedrai. Tutti geni, tutti geni. Sento una sottile ironia. No, non è ironia, è esperienza. Certo, questo sicuramente, però serve, nel senso che una classificazione dei nei secondo certi parametri è importante. Poi è chiaro che i parametri sono individuali e fino a un certo punto variabili, questo sì. Quando noi abbiamo fatto 30, 60, 90, noi avevamo dalle aziende ospedaliere come erano posizionati nelle varie patologie e dicevamo in modo corretto ma abbastanza criptato: tu sei rispetto alla media spostato a destra o a sinistra, cerca di raggiungere la media, te lo ricordi? Adesso non si fa più, capisci? Però allora noi informavamo che uno stava slittando verso delle liste un po' più lunghe del previsto, eccetera. Certo. Queste liste prevedevano tutte quelle patologie a rischio, no? Che potevano, con un ritardo, trovare addirittura la correità della regione, del sistema sanitario, del medico, per aver effettuato un ritardo e aver fatto un danno alla salute quando una diagnosi più precoce avrebbe impedito il danno che si è realizzato. Certo. È un sottile discorso di medicina legale, però noi queste cose le abbiamo fatte. Adesso succede una roba strana però che ho sperimentato, poi ti lascio la parola, scusami, ma è importante secondo me. La cosa strana è che mentre le parti ufficiali e di controllo dell'azienda ospedaliera ci dà dei dati di liste d'attesa, troviamo che poi dopo un paziente ci hanno detto che c'è 1 anno e mezzo, ed è una parola detta fra chi fa la prenotazione dell'ospedale, no? E chi è invece il prenotante che chiede. Certo. E con la risposta subito dietro: però se vuole farla domani si può fare domani. Certo. E risulta che le dichiarazioni delle liste d'attesa fatte allo sportello, che riferisce il malato, sono, rispetto a quei dati che vengono ufficialmente controllati dalla regione, diversi, nel senso che sono allungati moltissimo per creare, apparentemente, c'è la logica del sospetto, una sorta di attività, capisci, libero professionale, che viene raccomandata da qualcuno, non tutti, perché sono tutti onesti, ma da qualcuno che non è onesto, che è allo sportello e che dichiara una lista d'attesa non vera, che non si può controllare perché è una dichiarazione verbale. E se la controlli fai un delitto di privacy. No, di privacy. Sì. Ecco, io adesso ti dico, rispetto alla tua esperienza, cos'è trentennale, diciamo, no? Sì. Anche se sei più giovane di quello che sei. Qualche annetto in più dei 30, perché purtroppo, Luciano, gli anni passano per tutti. Porca miseria, tu vedi che sono passati anche per me. Non lo so, io la butto lì. Comunque, tu con questa esperienza, che commento fai rispetto a queste osservazioni? Che è un'osservazione che più che plausibile, per intenderci,
e che, ripeto, io non ho esperienze dirette perché non vedo direttamente lo sportello come viene, però non ho problema a dire che c'è del fondamento di realtà in qualcosa del genere. Certo. Questo è poco ma sicuro. Certo. Però io aggiungo anche un'altra cosa, che è questa. Qui occorre, al di là di quelle che sono le modalità con le quali vengono prenotate le visite, quindi l'istruzione di chi fa la prenotazione, che deve sapere che cosa prenotare. Il problema riguarda sempre il coinvolgimento dei medici di famiglia. Sai che c'è sempre un rimedio, no? Certo. Quando una persona dice c'è 1 anno e mezzo di lista d'attesa per questa patologia, lo scriva e lo dia come certificato al paziente, che allora sì che si riesce finalmente a combattere le lunghe false liste d'attesa. Ma ecco, quello che dicevo, questo coinvolgimento del medico di famiglia è fondamentale, perché il discorso è chi deve muovere il primo passo per arrivare ad una diagnosi precoce, eccetera, è sempre il medico di famiglia che deve indirizzare nel posto giusto la persona. Io ti seguo, però tu hai un medico di famiglia che ha 1000 malati e di questi ne ha 300 che sono cronici e che hanno il 48% di costo in ricoveri ospedalieri. Chiaro. Il che vuol dire che non si riesce a impedire che un cronico rimanga stabilmente cronico, perché non abbiamo mai messo l'occhio lì, abbiamo messo l'occhio sempre su un sistema ospedalocentrico che cura l'acuzie. Certo, questo è vero. Quindi la prevenzione, il medico di famiglia, dell'uomo del territorio, capisci? Sarà sempre meno del territorio, perché viene sempre più centralizzata la sanità sul centro. È vero. Vi faccio ritornare. Una delle tue battaglie, qui ti va dato atto e merito che tu fosti uno dei primi a togliere questa dizione ospedalocentrica, per dire ma è il territorio che conta, dove la persona malata vive e lavora. E là fai la diagnosi precoce. Certo. Dottore, io devo tornare un attimo vi porto sulla retta via. Sì, ci porta sulla retta via perché abbiamo ancora pochi minuti. Volevo chiederle se ci sono alcuni comportamenti che possono ridurre il rischio di contrarre una patologia così pericolosa come può essere un melanoma, ecco, e soprattutto sapere se nel caso di diagnosi comunque positiva, quali sono le tecniche di intervento oggi più attuate, ecco. Beh, allora, parto prima dalla seconda parte della domanda perché è quella più tecnica. È chiaro che l'unica alternativa è l'asportazione chirurgica. Asportazione chirurgica che viene fatta su una qualunque lesione sospetta. Ecco perché io dico, sono dell'idea che nel momento in cui io ho un neo che ho osservato in dermoscopia, che ho controllato con l'epiluminescenza e che non mi piace, io dico al paziente lo togliamo. Non lo faccio aspettare 6 mesi, 1 anno per poi dire dovevamo toglierlo prima. Certo. Quindi, prima cosa, asportazione chirurgica. Asportazione chirurgica significa diagnosi di certezza, quindi so con chi ho a che fare, che profondità, che dimensioni, vado eventualmente a cercare un linfonodo sentinella, vedo se il sistema immunitario è stato coinvolto, eccetera, e a quel punto applico i protocolli per il melanoma. Certo, io ti faccio adesso una domanda che è un po' provocatoria e che riguarda praticamente gli esami inutili. È vero che la diagnosi noi la facciamo per esclusione di patologia e dall'esclusione delle altre patologie c'è l'accertamento scientifico che si tratta di quella malattia e che quindi quelle esclusioni che sono esami negativi non sono inutili, o dobbiamo invece andare alla Bocconi e imparare quali sono gli esami inutili? Soprattutto per quello che riguarda i tumori cutanei che, ripeto, Luciano, si vedono, quindi io devo avere una lampadina che si accende che mi dice questo è un qualcosa che non mi piace, a quel punto io vado ad asportarlo e faccio una biopsia. La lampadina che si accende sono i neuroni di solito. Esattamente. E per accendere i neuroni non ci vogliono esami stratosferici, certo. Bisogna semplicemente pensare che quello può essere un qualcosa di pericoloso. Poi la biopsia significa fare una piccola anestesia, un taglietto e dare 2 punti, certo. Per cui costi limitati nel tempo e nello spazio, se vogliamo. Dopodiché un esame istologico presuppone un laboratorista che al microscopio mi guarda quella lesione. Perfetto. Quindi non ci vogliono miliardi per fare questa diagnosi. No. Bisogna avere la possibilità di farla presto e farla bene. Bisogna avere un progetto strategico che vada sul territorio per riuscire
a fermare questi flussi di persone che vanno a comportare necessariamente anche un allungamento delle liste d'attesa laddove ci sono le acuzie, dove c'è invece la cronicità o dove non c'è ancora la cronicità della diagnostica, bisogna organizzare il territorio per questo tipo di diagnostica. E voi, tu e gli altri tuoi colleghi sareste le persone indicate proprio indicate per fare questo lavoro, capisci? Certo. Di screening territoriale. Ma invece gli interessi degli ospedali sono quelli del ricovero. Purtroppo qualcuno diceva che le cose più semplici sono le più difficili da fare. Ecco perché dico che in una logica dove, ripeto, fare presto e fare bene comporta semplicemente organizzare un sistema, a volte questo non si riesce a fare. Scusami, posso anche dire che forse, sempre ragionando con la mentalità del Ministero dell'Economia e della Finanza che ha trasformato la medicina in uno strumento economico, forse possiamo cambiare la tua sentenza dicendo le cose meno redditizie non si tendono a fare. Adriano, l'ultimissima domanda era, che ritorna alla domanda di prima, se ci sono comportamenti che non dico annullino il rischio di prendere una patologia così grave, ma che possano ridurla. Ecco, la genetica sarebbe uno strumento, vero? Certo, però nella genetica il singolo individuo, il singolo paziente c'entra poco. No, ma l'ereditarietà, se tu hai una famiglia che hai persone che sono discedute nella storia antica per melanomi, forse questi dovrebbero avere una certa preferenza a fare una valutazione. In conto, Luciano, preventiva. Che le ultime raccomandazioni che ci dà l'OMS per i melanomi dice che la familiarità per melanoma non deve essere in una persona ma in due, cioè occorrono due persone della stessa famiglia che abbiano avuto melanoma per dire tu hai questa familiarità. Perfetto, quindi se io ho una famiglia con un'anamnesi, cioè con una storia di melanoma nel nonno, eccetera, io quella famiglia la devo screenare con una frequenza, una maggiore attenzione rispetto alla famiglia che non ha avuto melanomi nella famiglia. Quindi cominci a fare una classifica delle cose opportune. Prima questo, poi questo, poi questo. Tu hai una malattia che non è a rischio, non metterti se aspetti 3 mesi, ma non di più però. Certo, no, è verissimo. Adriano, so che devi lavorare, noi abbiamo pochissimo tempo, ancora mi spiace perché sarebbe... Ma guarda, Simone, non c'è problema. Ti volevo chiedere, ma c'è una zona in particolare del corpo dove bisogna stare un po' più attenti o no? Ecco l'altra bella domanda. Allora, premesso che i melanomi possono venire in qualunque zona, perché il melanoma nasce dal neo o dalla cellula colorata che si chiama melanocite, e i melanociti li abbiamo dappertutto. Quindi un melanoma può essere dalla testa alla pianta dei piedi. Poi, statisticamente, è dimostrato che sono più sviluppati, cioè ce ne sono di più nelle zone basse, come dire, dall'ombelico in giù. Quindi le gambe, le cosce, la zona plantare. Io il consiglio che do è sempre questo. È chiaro che il primo moto che uno deve avere è mi devo guardare e devo vedere. È chiaro che io dico guardatevi nelle zone dove spesso non si riesce a guardare e quindi fatevi guardare da qualcuno. E quindi magari anche in mezzo ai capelli può essere? Anche in mezzo ai capelli, anche se non è così frequente, Simone, per intenderci, però un melanoma tu puoi averlo anche al capillizio. E questo indipendentemente che tu abbia i capelli o che sia completamente pelato. Perché, ripeto, il problema sole è importante, c'è, e quindi alla domanda che cosa devo fare, una delle condizioni è... Qualche comportamento utile, ecco. Mi devo esporre al sole nelle... zone giuste, con le protezioni giuste e per i tempi giusti. Allora, 1, 2, 3. Chi deve chiedere di essere visto per un sospetto melanoma e portatore di NEI? È quello che vai avanti. È quello che ha la pelle chiara bianca, quindi il fototipo 1 o 2. La famiglia? È quello che ha parecchi NEI e soprattutto NEI magari di forme irregolari. È quello che ha una familiarità, come dicevamo prima, dove il papà, la mamma, il nonno, lo zio, qualcuno ha avuto un melanoma. È quello che ha dei NEI che hanno
caratteristiche particolari, piatti neri scuri, che possono chiaramente evocare un melanoma. E questi devono avere una priorità in ambito dermatologico e non possono entrare in una lista d'attesa. Questi non devono aspettare, nel senso che... E quindi il medico di generale. Certamente. Grazie Adriano Radaelli, lo ringraziamo. Sai che sono molto interessanti queste comunicazioni? Io sono sicuro che abbiano apprezzato i nostri radioascoltatori, sei sempre disponibile e precisissimo, come si dice. Bravo. Grazie Adriano. Ciao Adriano. Ciao. Noi ci sentiamo un attimino, una canzone e poi torniamo per gli ultimi 2 minuti. Allora, siamo tornati in diretta con Una mela al giorno, dopo i Foo Fighters e dopo lo splendido intervento di Adriano Radaelli, che ci ha illuminato, sempre preciso, gentilissimo, disponibile. È bello. Credo che sia stato utile per i nostri Dobbiamo incentivare questo scambio fra i professionisti. Che qualcuno abbia imparato qualcosina in più, che magari in questo momento adesso va davanti allo specchio e si guardi, magari che non l'ha mai fatto. Luciano, l'ultimissima domanda che ti faccio è che prima stavamo parlando del Fondo Sanitario Nazionale, il taglio, e questa impressione ormai... decomposizione progressiva, chi ha voglia di portare irreversibile delle istituzioni, giusto? Visto che aveva fatto la riforma del Senato, la riforma del titolo quinto, ti dicono la programmazione la fanno le regioni, ma i soldi non te li do. La manovra è una manovra centralista oligarchica, bisogna fare una manovra federalista, non oligarchica, giusto? Quindi bisogna votare la gente che la pensa così e che abbia nella testa la strategia per arrivarci, non le balle, capisci? O gli slogan, o le ecolalie, hai capito? E quindi? Bisogna votare la gente che pensa che la salute dello Stato sia il federalismo corretto, applicato in modo corretto. Allora è un federalismo sano, responsabile, trasparente. È un federalismo fiscale, è un finanziamento pro capite secondo i costi pro capite già dimostrati da quelle regioni che sono a bilancio pari, e le altre che non lo sono smettono di fare i buchi, è per questo che non lo vogliono. E tra queste da 11 anni c'è la Lombardia. Bisogna che la gente si orienti e cominci a votare o il centralismo e si assume le responsabilità, oppure il federalismo con delle persone che abbiano delle strategie applicative, ma la forza politica di poter fare passare quei progetti per portare il governo sulle regioni, perché è dalle regioni che nasce il bisogno,
e non è dal Consiglio non viene dal Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri. Grazie Luciano, mi raccomando, giocate a basket, fate un po' di sport che fa bene alla salute. Questa palla a spicchi l'abbiamo portata anche per quello, per dirvi che facendo anche qualche visita preventiva nello sport, perché tu sai che con la sospensione del servizio militare, Matteo Salvini, dove si faceva la prevenzione, perché si facevano le visite militari, non si fanno più, e quindi adesso le uniche visite che si possono fare, una campagna positiva, fondamentalmente è esserci in un'associazione sportiva. Mi trovo d'accordo. E questo è un modo, hai capito? Giusto, è vero. Anche una e poi, fra l'altro, anch'io istituirei il servizio militare, perché è un servizio educativo che insegna le regole, che sono le prima cosa di patto sociale. Tu ti sei divertito perché andavi anche su quegli aerei lì un po' matti? Facevo il medico in aeronautica, io ho capito, ma però facevo il medico ovviamente di servizio militare obbligatorio, no? Sorrido perché mi viene in mente quante palle toccavi, perché ti ricordi, il varicocele era uno di quei. Però era la visita dei 18 anni. Il varicocele allora con quei governi c'era meno, adesso c'è molto di più. Adesso te le fanno girare le balle. No, appunto, dico, adesso c'è molto te le fanno girare. Capito? Grazie Luciano Bresciani, ci sentiamo settimana prossima, sempre con una mela al giorno, sempre su Radio Padania. Certo. Saluti a tutti, buona Padania.